Si sono tenute oggi in città le commemorazioni per la giornata della memoria. La cerimonia, a cui hanno presenziato le autorità militari, cittadine e i familiari dei deportati nei lager nazisti, alle quali sono state consegnate dal prefetto Franceschelli le medaglie d'onore, si è tenuta in anticipo di un giorno per rispettare il precetto ebraico del riposo al sabato. Una cerimonia particolarmente sentita quest'anno per la ricorrenza anche di un'altra triste pagina del Ventennio Nero, l'80° anniversario dall'emanazione da parte di Mussolini delle leggi razziali. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori iniziative alla memoria in tutto il territorio padovano per tramandare soprattutto ai più giovani i ricordi e le testimonianze affinché pagine simili non si ripetano mai più. Fisher Channel News, Padova.